Un disastro, il dolore non passerà mai, lo strazio di Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno del piccolo Mattia, travolti e uccisi a Santo Stefano di Cadore insieme a nonna Maria Grazia. Il bimbo era la nostra forza, dice, ci sembra un incubo. La 32enne tedesca arrestata era stata denunciata qualche giorno fa a Bolzano per possesso di oggetti atti a offendere. Nell'auto vestiti sporchi e coperte, non ha mostrato segni di pentimento e è risultata negativa al test per alcol e droga. La donna è stata arrestata anche per il pericolo che potesse lasciare l'Italia, come è successo per il camionista tedesco che ha ucciso Davide Rebellin. Sarebbe diventato tutto molto più complicato, dice il procuratore di Belluno. Da Santo Stefano a Favaro Veneto, 2 comunità straziate dal dolore, il ricordo di chi conosceva le vittime, i fiori, i messaggi sul luogo del dramma. E la scia di sangue non si ferma. Un'altra vittima stamattina a Dolo, un 69enne che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada. Shock stamattina a Bassano, dove un 24enne è precipitato dall'ultimo piano dell'ospedale. Si tratterebbe di un gesto estremo, le indagini dei carabinieri. È un minorenne residente a Vicenza, il capo della baby gang che lo scorso gennaio in pieno centro storico rapinò 4 giovani. Nei suoi confronti è stata eseguita la misura del collocamento in comunità. Primi in Italia, gli agenti della questura di Padova useranno la sacca da lancio, un equipaggiamento innovativo che permetterà di soccorrere chi si trova in pericolo in acqua. Buonasera, ben ritrovati. In apertura di questa edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, naturalmente la strage di Santo Stefano di Cadore, dove in un sol colpo sono morti un bimbo di 2 anni, il papà e la nonna. Villeggianti avevano affittato in paese una casa vacanze per un mese. Ieri, durante una passeggiata nel centro di Santo Stefano, sono stati investiti da un'automobilista tedesca di 32 anni che si trova nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Domani dovrà comparire di fronte al GIP del Tribunale di Belluno e al pubblico ministero per l'udienza di convalida, mentre a Santo Stefano questa mattina abbiamo registrato lo strazio di Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno di Mattia. È un momento talmente grande, talmente di un disastro che non riesci a capacitarti di come sia potuto succedere in un periodo di vacanze che dovrebbe essere gioioso e lasciarci la vita così, non lo so. Un disastro. Io ero a casa a Mestre, c'erano i consuoceri qua. E loro, siccome hanno preso la casa per un mese, hanno detto venite anche voi, portate il bambino così cambia un po' d'aria. E sono venuti sabato e dovevano tornare giù domenica. Invece purtroppo niente. E io sono venuto solo per venire a vedere dove mi hanno ammazzato mio figlio e mio nipote. Il suo consuocero come sta? Il mio consuocero è scosso, è molto scosso perché giustamente lui ha assistito alla scena e per lui è stata ancora più. Poi ha perso la moglie, ha perso il nipotino. Cosa possiamo dire? E come si fa? Come si fa, esatto. Ha un figlio, perdere un figlio giovane e un nipotino che l'abbiamo cresciuto noi, ha vissuto con noi, era con noi. Era la nostra forza. È un dolore che non passerà mai perché adesso viviamo ancora come se fosse tutto un sogno, perché non li abbiamo visti ancora, giustamente ce li fanno vedere ancora, ma il brutto sarà in seguito, il vuoto che hanno lasciato. Cercheremo, ma non è facile. Dobbiamo dedicarci a quegli altri 2 che sono rimasti. Grazie. Perché sono senza padre. Ed erano trascorse da poco le 15:30, dunque ieri pomeriggio, quando la famiglia, mentre passeggiava sul marciapiede in via Udine, è stata sopraggiunta da dietro dall'Audi 23 guidata da Angelica Utter, nazionalità tedesca, che li ha travolti in pieno, scaraventandoli oltre 30 metri più in là. Dopo aver assistito alle scene che purtroppo ieri ci siamo trovati davanti,
Cosa c'era ieri? Scenario incidentale abbastanza evidente, come potete notare. Una cosa molto toccante, veramente, con un bambino così piccolo. Personalmente non era mai successo nella mia carriera. Fabio è stato tra i primi soccorritori a giungere in via Udine ieri pomeriggio. Da 10 anni è vigile del fuoco a Santo Stefano di Cadore e mai prima d'ora gli era capitato un intervento così difficile umanamente e professionalmente. Questa mattina con suo figlio ha deposto un fiore nel luogo in cui i corpi delle vittime sono stati sbalzati. Il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore: mazzi di fiori, orsetti, una pietà di Michelangelo qui nel luogo in cui ieri è accaduta la strage, in cui hanno perso la vita 3 persone, un bambino di 2 anni, il suo papà e la nonna. Questa mattina sin dalle prime ore è iniziato un mesto pellegrinaggio. Santo Stefano è una comunità sotto shock, nessuno si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia, ma i retroscena che emergono di ora in ora sull'automobilista bavarese di Deggendorf, Angelica Utter, fanno accapponare la pelle. La giovane donna era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. La 31enne agli inquirenti non ha mostrato alcun segno di pentimento né di rimorso per le 3 vite spezzate. Sembra che poche ore prima a Santo Stefano qualcuno avesse notato il suo comportamento sopra le righe. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Chi l'ha avvicinata ne ha ricavato l'impressione di una sbandata senza fissa dimora, riferisce l'ANSA. Nella sua auto rifugio i carabinieri hanno trovato di tutto: abiti sporchi, coperte, bottiglie d'acqua. Gli accertamenti tossicologici disposti dalla magistratura bellunese per stabilire se la donna si trovasse alla guida in condizioni non idonee hanno dato esito negativo. Omicidio stradale plurimo, l'accusa a suo carico. L'arresto e il trasferimento nel carcere veneziano della Giudecca si sono resi necessari per scongiurare il pericolo di fuga. Alvaro Darin ha assistito quasi in diretta alla tragedia. Che cosa ha visto quando è arrivato qua? Niente, ho visto questi 2 corpi sotto le lenzuola e che cercavano di rianimare questo bambino, che hanno provato di tutto, hanno provato quasi un'ora, ma purtroppo zero, non c'era niente da fare. Mattia aveva 2 anni appena, il papà Marco Antoniello 48, la nonna Maria Grazia Zuin 65. Gli unici 2 sopravvissuti sono la mamma Elena Potente e il nonno Lucio. Entrambi sono stati dimessi dall'ospedale di Pieve di Cadore e vengono assistiti da uno psicologo attivato dall'ULSS Dolomiti. È sconvolta naturalmente la comunità di Favaro Veneto, dove le 2 famiglie erano molto conosciute. Marco era una persona speciale come Maria Grazia e il piccolo Mattia. Il papà di Marco appunto lavorava alle poste, quindi abitava su un alloggio delle poste, sulle case delle poste, e che io conoscevo benissimo perché erano clienti miei che ogni 2-3 volte all'anno venivano in pizzeria, facevano una festa con tutta la famiglia unita, quindi con i nipoti, mogli e quant'altro. È una famiglia speciale, stupenda, quindi non ho parole per dire il mio dolore, perché sono persone di una qualità rara. La comunità di Favaro Veneto è sconvolta all'indomani dell'incidente in cui hanno perso la vita Maria Grazia Zuin, 65enne, che viveva nella zona di Cassolaro col marito Lucio Potente, nonna di Mattia, morto investito anche lui a 2 anni insieme al papà Marco Antoniello di 48, i cui genitori vivono in via Montecelo. 2 famiglie conosciute come conosciuto era Marco. Una persona tranquilla, mai fuori delle righe, non ho mai visto alterato, ma sempre preciso. Lavorava a Dese, quindi conoscevo anche la ditta dove lavoravano, dove lui lavorava appunto, e quindi un ragazzo dove potevi fare affidamento sempre. Conosco la famiglia, i genitori, che erano delle bravissime persone, e anche lui, perché giocavamo a calcio su questo campetto qui e ho dei gran bei ricordi, e ti dico, non so dire altro perché ci sono rimasto molto male e mi dispiace. Siamo tutti molto scossi, siamo sconvolti, vogliamo esprimere a nome della comunità di Favaro Veneto il nostro cordoglio, le più sentite condoglianze e un sentimento di vicinanza alle famiglie coinvolte da questa tragedia immane, da questo dolore immenso. Abbiamo sentito indirettamente il papà di Marco questa mattina, che poverino stava piangendo, e che ci ha detto che fino a lunedì non potranno nemmeno vedere le salme dei loro parenti, dei loro cari, perché
gli inquirenti devono fare le loro indagini. Noi a Cassolaro il 9 luglio avremmo dovuto fare la festa della trebbiatura, abbiamo annullato l'evento, ovviamente nel rispetto di quello che è accaduto ieri, che ripeto è una tragedia immane, un dramma senza senso perché, ripeto, sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Ferita ma non in pericolo di vita Elena, figlia di Lucio Potente che si è salvato ma che era sul luogo dell'incidente, e dell'altra vittima Maria Grazia Zuin, ex dipendente dell'Ulstre come anche il marito. La Maria Grazia è nata qua e quindi la conoscevo molto bene e da una quindicina d'anni ha comprato la casa di mia cognata, la Irma, sua zia, che era cugina di sua mamma. E niente, l'abbiamo vista crescere e purtroppo l'abbiamo vista morire. Era disponibile, dolce, una ragazza che si dava spontaneamente a tutto. E sgomento, incredulità, rabbia e lacrime naturalmente anche tra la gente di Santo Stefano, senza distinzione alcuna tra residenti e villeggianti. Sì, distrutta proprio, un attimo, non si può restare indifferenti. Un pellegrinaggio mesto, colmo di dolore per i tanti che oggi in via Udine hanno voluto portare un pensiero in memoria del piccolo Mattia, del papà Marco Antoniello e della nonna Maria Grazia Zuin. Veneziani, come i tanti villeggianti che si rifugiano ogni estate nel cuore del Comelico. Sono anche vicini di paese, Favaro. Lei è veneziano? Sì, sì. Niente, non ho parole, è una cosa tremenda. Non è possibile che succedano certe cose. Il fatto rimane sconvolgente. Lei di dov'è? Venezia. Quindi... Proprio dalle stesse parti di quelli che sono morti. E poi c'è la rabbia dei residenti, perché su quel tratto di strada maledetto della regionale della Val Degano, un lungo nastro di asfalto diritto, camion e auto sfrecciano oltre il limite dei 50. È sempre un... Dovrebbero mettere dei dissuasori qua, secondo me, perché c'è anche il velo che laggiù, però qua corrono. Sì, poteva succedere a tutti. Qui è panico, qui è un panico, qui è impensabile attraversare la strada. Le strade, posso dirlo, fanno schifo perché piene di buche, nessuno rispetta le strisce pedonali, proprio si deve stare attento anche se pensi solo di mettere un piede su una striscia, già sei là perché nessuno si ferma. Vedo che lei ha portato un fiore e anche un cero per questa disgrazia, perché non ho parole per quello che è successo ieri. Poi noi abbiamo visto solo in televisione queste cose, quindi Santo Stefano è un paese piccolo e la gente, forse li conoscevamo anche, ma anche se non li conoscevamo c'è un dolore. Fin qui la tragedia di Santo Stefano, ma la scia di sangue non si ferma. C'è stata un'altra vittima della strada questa mattina lungo via Arino a Dolo. Un 69enne del posto che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un'auto mentre attraversava proprio la strada. Tremendo l'impatto con la 500 guidata da una quarantenne. Le cause dell'ennesimo dramma sono ancora al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. All'arrivo dell'ambulanza non si è potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Ed è caduto dall'11° piano dell'ospedale un 24enne vicentino, per lui non c'è stato nulla da fare. Andiamo a Bassano. Tragedia a San Bassiano, dove un ragazzo di 24 anni della provincia di Vicenza ha perso la vita precipitando dall'ultimo piano dell'ospedale. Una tragedia sulla quale sono in corso accertamenti e indagini da parte dei carabinieri. Detto che questi episodi avvengono troppo spesso anche in altre strutture ospedaliere, è doveroso un invito alla riflessione per impedire che una persona possa arrivare dall'esterno e accedere fino agli ultimi piani senza essere intercettato e fermato. Una delle ipotesi, infatti, è che il ragazzo sia salito dalle scale esterne e quindi sarà da accertare se queste siano in qualche modo sorvegliate. Comunque, secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che non era un paziente ricoverato o seguito dalle strutture sanitarie, sarebbe riuscito ad arrivare all'ultimo piano, l'11°, dove sarebbe stato visto da una donna che ha avvisato il personale all'ingresso.
Medici e infermieri sarebbero saliti subito, non trovando però nessuno. Purtroppo il giovane era precipitato nel cortile interno della struttura e per lui ogni soccorso è stato inutile. Qualche risposta sulla dinamica potrebbe venire anche dalle telecamere di videosorveglianza, numerose nella struttura del San Bassiano. L'ULSS 7 in una nota, infatti, dopo aver espresso il cordoglio per l'accaduto, conferma di essersi messa a disposizione delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica e ha già consegnato le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Rapina in centro storico, una violenta aggressione in piazza San Lorenzo, aveva visto protagonista una baby gang, adesso proprio un vicentino che faceva parte del gruppo di ragazzini che imperversavano in città è finito in comunità. I ragazzini della rapina in centro. Oggi uno dei protagonisti di quel colpo consumato nel cuore di Vicenza è stato portato in una comunità. I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare ordinata dal Tribunale per i minori di Venezia. Tutto accadde lo scorso 20 gennaio nella centralissima piazza San Lorenzo. 13 ragazzini con una pistola poi rivelatasi finta avevano minacciato 4 minori derubandoli di una catenina poi rivenduta al compro-oro. I carabinieri avevano subito individuato i componenti della baby gang e nelle perquisizioni erano state trovate 2 pistole giocattolo, coltelli e spray al peperoncino. Tanto che in città si era aperta una riflessione su questo fenomeno, commentato anche dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto. La necessità di un patto educativo globale. Ci vuole un villaggio per educare un bambino. Se la società, ma anche la Chiesa, vuole avere un futuro, certamente deve scommettere con le nuove generazioni, imparando un atteggiamento che forse ci è meno consono rispetto alla tradizione, e cioè quello di mettersi in ascolto delle situazioni reali dei giovani che hanno modalità relazionali totalmente nuove rispetto al passato. Oggi dunque i carabinieri, a conclusione dell'attività investigativa, hanno collocato in comunità uno dei 13 giovanissimi, un vicentino accusato di rapina pluriaggravata che nel provvedimento viene indicato come protagonista delle condotte violente attuate dal gruppo, affiatato e ben organizzato. La baby gang, per buona parte formata da minorenni, che imperversava nel centro di Vicenza, è stata sgominata. Ora ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Di nuovo in diretta, eccoci, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo alla cronaca sindacale con lo sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici che ha visto presidi in tutta la regione. Sciopero nazionale dei metalmeccanici, sciopero unitario, 4 ore di sciopero nazionale per il rilancio industriale, l'occupazione, gli investimenti, la transizione sostenibile per risolvere le crisi aperte. Adesione importante anche a Padova per lo sciopero dei metalmeccanici indetto a livello nazionale per puntare l'attenzione sull'industria metalmeccanica messa in difficoltà dal caro prezzo delle materie prime e dalla concorrenza internazionale e che deve essere ripensata alla luce del processo di transizione ecologica. Nella provincia di Padova sono oltre 200 le assemblee organizzate dai lavoratori nelle scorse settimane. Oggi invece presidi sono stati organizzati davanti ad alcune aziende a Mestrino, Campodarsego, Este, Conselve e Caselle di Selvazzano. Abbiamo bisogno di capire che cosa succede a livello europeo, cioè noi abbiamo bisogno di capire con la contrattazione cosa facciamo, perché abbiamo bisogno di un lavoro stabile e di livelli di energia stabili, perché tante aziende fanno dei preventivi allo scoperto senza sapere poi cosa costerà effettivamente produrre. Il mondo metalmeccanico è molto variegato nella provincia di Padova, dove si contano 50.000 addetti dell'industria e della piccola industria. E oggi è il tempo di assumersi le responsabilità, di assumere le decisioni per evitare la dismissione di un intero settore che è quello appunto metalmeccanico. Servono decisioni che ci parlino di politiche industriali, che ci parlino delle condizioni delle lavoratrici
e dei appunto lavoratori, serve intervenire sul reddito, serve intervenire contro la appunto precarietà. I sindacati chiedono al governo di non frenare la contrattazione con le aziende per cercare di portare a casa nuovi aumenti vista l'inflazione sempre più alta, e poi deve essere centrale il tema della transizione ecologica. La transizione è uno dei punti a cui noi non possiamo prescindere, è già in corso, la stiamo già vivendo, la dobbiamo governare e per governarla dobbiamo avere la partecipazione chiara di una leva sia politica sia degli industriali e non lasciare al libero mercato che decida. E Padova invece sarà capofila nell'utilizzo di un nuovo strumento innovativo che permetterà di salvare chi cade in acqua. Una sacca da lancio, un dispositivo di comune utilizzo nell'ambito del soccorso pubblico, una sacca di piccole dimensioni con all'interno un galleggiante che sarà data appunto in dotazione agli agenti della questura di Padova. Un progetto che vuole onorare anche la memoria dell'agente Domenico Zorzino, morto nel Gorzone tentando di salvare un anziano caduto con la sua auto, lo ricorderete, nel fiume. Era l'ultima notizia per questa sera, ora l'edizione di Venezia. Grazie per averci seguito. Adesso, come sempre, le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Avanza l'anticiclone africano, darà il via a un'intensa ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 8 luglio. Sul Veneto, dopo una fase di instabilità determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, i temporali saranno in genere limitati alle zone montuose, in particolare nelle ore pomeridiane. Altrove tanto sole. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno con venti di brezza. Sui monti sarà velato e dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà abbastanza soleggiato, come ci mostra la grafica. Nelle ore più calde saranno possibili dei temporali. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 30-34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.